Giorgia, hai perso, ora dimettiti. Ha vinto il no a questo governo autoritario, ha vinto il no alla guerra, ha vinto il no ai tagli al welfare, all'istruzione e alla sanità. Ora è arrivato il momento di tornare a casa. Ci vediamo tutti e tutte alle 18 al largo Berlinguer. Mandiamo questo governo a casa. Ci avete fatto caso che spendiamo un sacco di soldi investiti e i momenti più belli poi li passiamo senza? Ma perché? Tu pippi nuda? Salve, buonasera. Lei conferma che il suo alter ego è Tony Pitoni? Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Vitto, voglio farti una confessione. Sono fascista. Grandissimo George che hai bombardato quegli schifosi iracheni. Ma che cazzo stai dicendo? Sono collegato da Tel Aviv, lo Stato di Israele. Vitto, ma com'è il tempo a Leopoli? Sì, c'è chiunque nella vita non ha mai sognato di almeno una volta di andare a trans. I nostri valori da mantenere. La libertà, la figa e i piedini. Questo è proprio un mondo al contrario. 10 condanne per diffamazione. Cancellate il programma! No. Adesso in onda su Radio Libertà. I barbari eleganti! Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata dei Barbari Eleganti qui su Radio Libertà, puntata numero 130, cugino, incredibile. Sembrava ieri che festeggiavamo la puntata numero 100, oggi 130 addirittura. Come 130 direbbe... Martin Garrix Animals. Ok, abbiamo fatto questa cringiata. Vabbè. Possiamo andare avanti. Lunedì 30 marzo 2026, compleanno di mio padre, quindi gli mandiamo tanti auguri. Davide, tantissimi auguri. Tanti auguri all'uomo che mi mantiene senza che io faccia un cazzo dalla mattina alla sera. Grazie, non smettere mai e tanti auguri. E qui a parlarvi ai microfoni di Radio Libertà c'è il solito signorino della Cattolica Marco Rubeo, buonasera, e in mia compagnia, alla mia sinistra, c'è il solo, unico, inimitabile, la rockstar definitiva, Cugino Vittorio, buonasera. Grazie mille Cugino e buonasera a tutti i nostri ascoltatori in questa 130esima incredibile puntata. Ma come ci siamo dei arrivati? Barbari Eleganti. È una tragedia, conto, è una disgrazia. Ma sai forse cosa c'è peggio della 130esima di puntata dei Barbari Eleganti? La 131esima? No, gli sfigati che in questi giorni sono andati a manifestare per il No King's Day. Cugino, lo hai seguito un pochettino? Cugino, è solamente l'ennesima manifestazione che va di moda in certi ambienti che a noi fanno tanto divertire, quindi scusami se dopo le sardine e cose simili mi sono perso addirittura il No King's Day. Sapevo che fosse nato partito negli Stati Uniti. Da Bruce Springsteen, forse? Sì, più o meno è nato da quella... La più grande rockstar americana. Solfa lì, ecco, più grande rockstar americana. Sì, sicuramente. Diciamo che Bruce Springsteen è la rockstar americana, la cosa divertente, e il Piero Pelù americano, se dovessimo fare un paragone. No, la cosa divertente è che tutto nasce appunto da un vecchio che ormai dovrebbe ritirarsi, dovrebbe godersi la pensione e se proprio vuole, non lo so, dato che ha origini italiane, venire a comprare magari qualche tenuta abruzzese, non lo dico, cugino. Sì, però non troppo vicino a dove ce l'ho io, sennò poi sai la gentrificazione, fanno alzare troppo i prezzi, fanno alzare troppo il costo devi vendere anche lo so, fa bene. Però insieme ai prezzi degli immobili di solito sale anche il costo della vita, i servizi, quindi comunque io voglio comunque scendere, farmi un mese e mezzo di villeggiatura e non pagare un cazzo. Villeggiatura, non vacanza. Villeggiatura, non vacanza, mai. I veri borghesi e aristocratici non fanno mai la vacanza, quella è una roba da plebe. I veri borghesi e i veri aristocratici fanno la villeggiatura. Cugino, ovviamente appunto, si scherza, amici. Questa gente qui che l'ha presa da Springsteen, poi è stata importata dall'America e oggi protestano per questo No King's Day, come se
questo governo non avesse l'approvazione in voto delle urne, quindi Sì, degli certo. italiani, come se fosse un governo uscito fuori così da una che coalizione. non abbiano giurato davanti al Presidente della Repubblica. No, che insomma. ovviamente, come abbiamo capito, secondo loro non conta un cazzo. O conta solo quando... o conta solo quando gli vogliono togliere i poteri. Esatto, quindi cosa dire? Cioè, si sono subito mobilitati post referendum per andare contro, come abbiamo sentito No nella King's sigla. Day. Che poi se questi avessero un minimo di basi di diritto costituzionale saprebbero che il King nel caso della Repubblica Italiana è più il Presidente della Repubblica che il Presidente del Consiglio, visto che è paro ai poteri che aveva prima il re e addirittura ne ha di più rispetto ai poteri che aveva prima il sovrano, il Presidente della Repubblica Italiana. Però vabbè, cugino, è sempre sparare sulla croce Quindi, rossa. cugino, dai, te la lancio la battuta. L'unico re chi è? L'unico re? Cugino, per te che sei un grande ammiratore della famiglia Windsor. Ah, beh, certo, l'unico re è il re Carlo III di Windsor, ci mancherebbe, del Regno Unito. No, pensavo volessi farmi dire tipo non lo so, Gianni Agnelli o altre figure del genere. Magari. Però, e sempre, esatto, rimanendo in tema sempre nel tema di sparare sulla Croce Rossa, io vorrei andare a prendere un post. Allora, questa di solito non è una trasmissione dove si commentano i post dei partiti politici, tantomeno i post dei partiti politici di sinistra, perché sarebbe troppo facile, sarebbe troppo uno sparare sulla Croce Rossa, però vorrei portare avanti un po' quella rubrica, in questo caso per soffermarci su un post in merito a delle recenti dichiarazioni che ha fatto il nostro governatore, il nostro presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, che in una dichiarazione ha detto: l'autonomia è solo il primo passo. Il nodo di fondo è che bisogna cambiare in modo netto la forma dello Stato in senso federale. Questo è l'unico modo per valorizzare le diverse identità del paese e per permettere a ciascuno di dare il meglio. Una persona che ha anche solo la terza media, ma neanche forse la quinta elementare, cosa capisce da questo discorso? Che per valorizzare le identità, le diverse identità nazionali, locali del paese, serve una riforma dello Stato da Stato centralista a Stato federale. Una persona con quantomeno la quinta elementare capirebbe questo. Ora chiederei alla regia di inquadrare lo schermo per far vedere cosa invece hanno capito quelli di AVS, Alleanza Verdi Sinistra. Riprendono l'articolo del Corriere della Sera che dice: Attilio Fontana, 2 punti, autonomia non è sufficiente, puntare a uno Stato federale. E cosa ci scrivono loro come commento, cugino? Inneggia alla secessione. Alla secessione! Meloni venga alla Camera a difendere l'unità nazionale. Bellissimo, bellissimo. Io però vorrei leggere anche la descrizione di questo post, perché non bisogna mai fermarsi solo al titolo, bisogna sempre leggere la descrizione. Ancora frasi razziste. Ancora frasi razziste, ed è inaccettabile. Ma voi dove le avete sentite le frasi razziste in quello che vi ho detto io? Vabbè. Sul Corriere della Sera di giovedì 26 marzo, il leghista presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, afferma che il Nord è l'area più moderna e funzionale che traina il resto dell'Italia. Ma queste non sono frasi razziste, questo è quello che si capisce da qualsiasi dato statistico che arrivi dall'Istat. Esatto. Cioè non sono frasi prese così come opinioni, non sono opinioni, le fonti sono ministeriali fatti, sono razziste. Non è stato l'unico esponente della destra, purtroppo, a scagliarsi contro i cittadini e le cittadine del Meridione, che hanno votato in massa a difesa della Costituzione e contro il tentativo di indebolire un potere dello Stato. Però scusate, voi non mi potete fare questo discorso quando ogni volta che si parla del fatto che nel 46 il Sud Italia ha votato per la monarchia, cambiate discorso e fate finta di nulla. Cioè, nel 46 valeva una cosa, nel 2026 invece no, non bisogna guardare nord versus sud? O no? Cioè, allora anche nel 46 bisogna dire che il Sud Italia era arretrato perché ha votato per la monarchia, ma ovviamente noi non siamo così basici ed elementari da fare un discorso del genere. Ci sono diverse realtà locali. Fontana va oltre, sostenendo che bisogna trovare il modo di mettere il nord, che è la parte sana e produttiva del paese, in grado di competere con le regioni europee più avanzate. L'autonomia è solo un primo passo, ci vuole una riforma dello Stato in senso federale. Ok, non so dove ci leggete il razzismo, ma ok. La cosa bella è che subito dopo
AVS scrive: in questo modo, virgola, di fatto, virgola, inneggia la secessione. Ma dove? Ma in che modo? Ma in che modo? Cugino, Vabbè, grazie regia, diciamo. questo era, Ma in che come modo? dire... Ma dove le leggete? Dove la leggete la secessione in questa roba? Cioè, metà degli stati del mondo sono degli stati federali. Cosa c'entra con la secessione? Allora, basi, ritorniamo dalle basi, neanche del diritto costituzionale, dell'educazione civica che dovreste studiare a scuola. Il federalismo è un modo di amministrare la realtà statale che può essere in senso stato centralista, stato regionalista come quello che abbiamo in Italia, che grazie alla riforma del titolo V del 2001 non abbiamo più uno stato unitarista, ma abbiamo un centralista, ma abbiamo uno stato regionalista, e poi c'è lo stato federale dove addirittura ogni realtà locale è uno stato a parte con un ordinamento giuridico a parte. La secessione è il distacco di una comunità locale dallo stato primario, dallo stato centrale, dallo stato principale. Come fate ad essere così ignoranti? Perché qua non è questione di opinione, qua è questione di ignoranza o di malafede. Cugino, secondo te è ignoranza o malafede confondere il federalismo con la secessione? Allora, sicuramente malafede. Sì. E mi spingo anche oltre, perché oltre alle ragioni giuridiche più tecniche, qui bisogna affrontare anche un discorso che continuamente viene rimandato, ovvero il discorso della responsabilità che devono assumersi i governatori e la classe politica del meridione. Il federalismo in questo è la migliore opportunità che ha il Sud allo stato attuale delle cose di poter creare di fatto una classe politica responsabile, perché al momento è innegabile e lo dimostrano anche i dati, ad esempio su quanto ad esempio quanto si spende per la pubblica amministrazione. Certo. La Lombardia è tra le regioni più virtuose, non si può dire che altre no, ma i dati dell'Istat sono razzisti, ce l'hanno spiegato quelli di siano AWS. Così performative. In un sistema federalista dove non è più lo Stato centrale a decidere dove devono andare le risorse, ma oppure di scegliere anche un proprio apparato giuridico, Certo, perché insomma tu poi, ad esempio negli Stati Uniti gli stati hanno moltissimi poteri, anzi ancora anche lì si va... Il federalismo è proprio l'autonomia a livello giuridico, non sono tanto i soldi, perché quello basta al federalismo fiscale. Il federalismo significa che ogni regione che diventerebbe uno stato avrebbe un ordinamento giuridico autonomo. Certamente, ma poi comunque si andrebbe a unire anche un federalismo fiscale, quello certo, giuridico. perché poi ogni stato si gestisce da solo le proprie risorse. Che lo abbiamo visto anche oggi, c'è una parte di quel mondo del Sud che di questo, ed è innegabile, non può essere negato, e non di è queste razzismo. cose ci campa di soldi presi dalla pubblica amministrazione, ci campa di un modo di fare politica che è totalmente sbagliato, ovvero quello clientelare, perché questi di fatto sono rimasti ai tempi dell'antica Roma, dove un politico ha i suoi, come dire, al suo gruppo di elettori, va a fare dei clienti e quello lì non è, cioè, dei favori, insomma, del lavoro, un favore politico, queste cose qui. Ti garantisco il posto al comune se in cambio mi Esatto, porti i voti e questo di qui tutta non la è tua più famiglia. una responsabilità anche politica del cittadino che va a votare, perché tu poi non vai più a votare secondo coscienza, No, certo, e secondo come il quello reddito che di cittadinanza. Nel momento in cui hai il reddito di cittadinanza sei obbligato a votare i 5 Stelle, perché sei secondo schiavo quello di quel partito. che è più giusto, ma appunto secondo un sistema clientelare. Il federalismo, agendo anche grazie al federalismo fiscale, in un modo che fa rimanere le entrate di quella regione alla regione stessa, impedisce questo sistema di clientelismo, perché tu a quel punto devi essere efficiente perché rispondi direttamente ai tuoi cittadini e non puoi più, non hai poi più la scusa e se non hai abbastanza risorse, invece di chiederle a mamma Stato, taglia la spesa o rendila più efficiente. Anche perché comunque rimane un 54 miliardi di residuo fiscale che assolutamente. Benissimo, e ora andiamo con la prima canzone, Dario e John Holtz con Out of Touch.
E rieccoci su Radio Libertà con i Barbe Eleganti. Oibo! Ragazzi, Oibo, ma chi è apparso qui? Cazzi, oggi c'è un ingresso strepitosamente inaspettato. Sì? Con un solo quarto d'ora di ritardo. Quarto d'ora accademico. Quarto d'ora accademico, è vero, sono universitario, mi giustifico. E, niente, Ma chi abbiamo qui? È tornato a trovarci il mago. Eri rimasto qui? Un nome raga da rivedere, però posso dire. Sceglilo tu. Puoi avere tutti i nomi che vuoi. Ma saranno le situazioni a darmelo. Ah, ok. Saranno le situazioni. Oggi sceglieremo in base alla situazione qual è il tuo prossimo nome. Al momento ti annunciamo come l'ex mago, futuro. il solo e unico Carletto. Buonasera, bentornato. A voi ragazzi. Ma cosa ci fai qui? Non avevi un cazzo da fare? Oggi no, non avevo un cazzo da fare. Penso che prima di venire... No, non so se ha senso dirlo. Vabbè, dai, dillo. Ero con Zingaro a prendere le buste di soldi della Cattolica. No! Ma non perché... Senti quei meme che girano quando sono il rappresentante di classe, mi danno i soldi per la gita e vado a giocarmi alle macchinette. Noi pensavamo di andare in Albania questi soldi. Ecco. Un po' da... No, scherzo ovviamente. No, per l'associazione culturale presente. Sì, certo. Vabbè, certo. Per quello che alta cultura. Altissima cultura. Di livelli quasi da magistrale. Il congresso di Vienna, potremmo dire. Tipo, più o meno. Scuola filosofica di Atene. Kant, Nietzsche, Kierkegaard. Nietzsche che dice. Boh. Comunque, caro Carletto, come stai? Che ci racconti di bello? Tutto bene ragazzi, un lunedì splendido mi viene da dire. Splendido, splendente. Brilla. Qua a Milano ormai siamo in primavera. Sottoterra, però. A Milano siamo sottoterra, ma potrebbe andare peggio. In effetti, cazzo. Molto peggio. Molto peggio. Vabbè. Come va? Che ci racconti di bello che hai fatto nelle ultime settimane? Ma nelle ultime settimane, ragazzi, me la sono goduta. A parte sto weekend assurdo, ragazzi, sono andato in palestra domenica e sabato. E perché? Tu non hai bisogno. No. Sì. Però c'è un cazzo da fare. Ecco, vedi. Piuttosto che fare un cazzo. Giusto, almeno mens sana, no. Prima, ultima, mens sano, il corpore sano, non lo so. Quello lì. Quello che si può. Per noi che siamo estimatori dei Rolling Stone, ma potremmo mai dire una cosa del genere? No, cugino, dai. Mai, assolutamente. Però andiamo nella bellissima città del signor Salvatore, perché andiamo a Taranto. Noi abbiamo un nostro ascoltatore, ovviamente ascoltiamo il signor Salvatore da Taranto, che sicuramente ci starà ascoltando come sempre. Allora, Taranto Today. Taranto, alleva i piccioni sul tetto e getta le uova ai condomini. Non ne possiamo più, è un incubo. I residenti esasperati hanno denunciato il vicino di casa che aveva creato una vera e propria voliera sul lastrico solare e ora rischia l'ammonimento del questore. Ma come cazzo ti viene in mente? Allora, non so se voi avete mai avuto dei problemi con i vostri vicini di casa. Io al massimo ho avuto qualche problema perché c'avevo il cane del vicino che come si dice? Che abbaiava troppo. Che abbaiava troppo. Che abbaiava troppo. E allora avevo un po' questa rottura di palle. Ma figurati se questo mi lanciava le uova addosso. Ma poi soprattutto, ma magnatele ste uova. Devono essere anche buone. Poi traslato quella tua roba del cane sarebbe che il tipo fa una schiera di cagnolini. Prende a me. Per farti capire comunque l'evento quanto è grottesco, no? Cioè, esatto. Su un altro piano. Però in questo caso il vicino è sotto di me, non è sopra, quindi dovrebbe lanciarmele in alto. Tipo mortaio. God damn. Vabbè, viviamo in un mondo fantastico. Ma Carletto, se questo fosse il tuo vicino di casa, come agiresti? Madonna. Andresti dal questore? Non lo so. Andresti al questore o risolveresti la cosa di per te? Come farebbe il talebano? Come farebbe V per Vendetta, dici? Distruggi la casa, no, scherzo. Non lo so, però come fai a gestire una situazione? Cioè, metti che tu scendi di casa e ti trovi la casa piena di uova. E soprattutto che ti lanciano addosso. Capito? Magari ti rendi anche conto che il tuo vicino cosa fa? Cosa gli dici? Dici, bro. Ma la cosa divertente è poi come vai dai carabinieri a spiegarle? Cioè, questi ti ridono in faccia appena gli racconti una roba del genere. Cioè, adesso ci fate perdere tempo per la gente che ti lancia le uova. Cioè, che me la scrivo sulla mia macchina da scrivere invisibile. Perché così va, si sa. Ovviamente salutiamo i nostri angeli in divisa a cui mandiamo sempre i nostri ringraziamenti. Poi tra l'altro qui c'è la foto che noi vediamo. Dico, se la foto è vera, sì, la proficuità di uova con cui ti perché sono tanti. Se sono tanti, voi non li vedete, raga, ma saranno 20 piccioni. Certo, 20 piccioni con tante fave di conseguenza. Comunque meglio le uova che il guano di
piccione. Ecco. Che rubano Comunque i è stato elegante, a suo modo, il signore di Taranto. Da anni raccontano i residenti di uno stabile di Taranto, la convivenza è diventata impossibile. Alcuni condomini hanno presentato un'istanza di ammonimento al questore, ma tu pensa a questi qui che devono avere a che fare pure con la burocrazia delle forze dell'ordine per questo qui che gli tira le uova di piccione addosso. Accusato di comportamenti molesti e intimidatori. Al centro della vicenda c'è il lastrico solare, che secondo i denuncianti sarebbe stato trasformato in un ricovero per piccioni, per voliere e strutture fisse. Una situazione che avrebbe causato sporcizia, cattivi odori, piume ed escrementi oltre a rumori continui. Cugino, fossi tu tra questi qui? Ma allora, innanzitutto, per fortuna io non vivo in un condominio e credo che non esista cosa peggiore che vivere in un condominio. Io vivo in una... Io vivo in un condominio, Io però vivo siamo in- 6, quindi non abbiamo sti problemi. No, io vivo in una bellissima villetta bifamiliare. Allora, quelli, con i palazzoni da 100-150 famiglie, capisco, anche per me quello sarebbe un incubo. Un po' traumatico, ma vivendo in una bellissima villetta bifamiliare dove si va da ormai 22-23 anni d'amore d'accordo, sarebbe sicuramente un trauma, però la situazione può diventare pericolosa, perché mi ricorda molto la storia di Mike Tyson. Perché credo che voi non lo sappiate, ma Mike Tyson da ragazzino allevava piccioni, colombe, insomma. Ma per allenarsi, li usava per allenarsi? No, ancora non era, diciamo, un Faceva pugile, volare, era un cercava ragazzino di- e no, e purtroppo i piccioni poi gli furono tutti uccisi da questa banda di bulli Pensavo che, dalla tigre che ha preso dopo. che lo picchiavano, e da lì è nato Mike Tyson, quindi stiamo attenti, da qui potrebbe nascere veramente un personaggio molto pericoloso come Mike Tyson. Esatto. Per cui stiamo attenti, monitoriamo la situazione da Taranto, perché Salvatore da Taranto sa qualcosa, che ci chiami pure per tenerci sì, aggiornati sulla situazione. Per tenerci tranquilli tirandoci uova di piccione iguano. Oh, ma come reagireste, raga, davvero? Io non so come reagire. Soprattutto se sono vestito elegante mi incazzerei parecchio. incazzeresti? Sì, ma tu no. Beh, minchia, no, diventerei una iena, però non so se potrei dire, cioè posso dirlo, capito? Cioè mi tiro le uova a casa, ma come stai? Ma poi perché? Cioè la motivazione è pazzo. La cosa divertente è che poi vai dai carabinieri e loro si fanno anche due Sì, risate. dipendono per Dico, quello fa, ma sto scemo pensa a nudo." questo qui che si è fatto 2 ore di coda qui per fare una denuncia per uno che gli tira le uova. Pensa a sto coglione. Pensa a sto scemo, vero? Sto Poi scemo. arrivano e ti rendono conto che è pieno di uova. Magari quello vedi i carabinieri che tirano fuori i carabinieri. A quel punto tirano fuori l'arma da fuoco. In che utopia. Ah no, è vero, è vero. Ha vinto il no referendum, è vero. Per questo non potrebbero mai farlo. È vero. Finirebbero subito in carcere. Ma non è tutto. Non è tutto. Nell'esposto, assistito dall'avvocato Ivan Zaccaria, si parla anche di uova lanciate contro i muri, olio sparso sulle scale, danni alle auto e presunte manomissioni a citofoni, contatori e telecamere. Tra gli episodi più recenti, il taglio di cavi internet e il ritrovamento di chiodi davanti alle porte di casa. Ma quindi questo non era semplicemente uno che ti tirava le uova di piccioni. Era un terrorista. Era la Salis prima della manifestazione No King's Day di questo weekend. Ma ci dicono dalla regia che dovremmo avere una chiamata. Buonasera. Sì, buonasera, sono Andrea. Buonasera, Ma Andrea. tanto per farvi ridere, poi sapete a Taranto come si chiama l'organo genitale femminile? Come? Eccoci. Piccione. No, ma è fantastica questa cosa. Per l'esattezza, siccome si usa l'articolo il viene denominato U, tecnicamente è U piccione. Beh, ma questa cosa è bellissima. Ma la ringraziamo per questo intervento, perché è fantastico. Proprio l'intervento giusto al momento giusto. Grazie. Grazie a voi, saluto. Buonasera, fantastico, che bello quando ci arrivano questi interventi, quando tutto si collega in maniera perfetta. Beh, signori, direi di andare con un po' di pubblicità e poi con una canzone, ovvero Memphis Sun di Rival Sons. Dei Rival Sons. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ashes down below, the tide is turning slow. Time to move along to catch the Memphis sun. Ashes down below, the tide is turning slow. I'll travel all day long to catch the Memphis sun. The devil's got my tongue. I'm getting tired of treading water. And want the wind come and wash me out to sea. Ashes down below, the tide is turning slow. Time to move along to catch the Memphis sun. Ashes down below, the tide is turning slow. I travel all day long to catch the Memphis sun. E rieccoci su Radio Libertà con i Barbe Eleganti dopo Memphis Sun dei Rival Sons, giusto cugino? Ottima scelta musicale come sempre. Beh, cugino, dal miglior divulgatore musicale che questa radio abbia mai avuto, non poteva... Questo paese abbia mai Grazie, avuto. cugino, io volevo... Dalla regia fanno il gesto come per dire sì, vabbè, metti il gomito così, ma in questo caso no, regia. Tu hai sempre ragione tranne in questo caso, perché il cugino Vittorio è il più grande divulgatore musicale e non solo di questo continente.
E qui la chiudo. Grazie cugino, io volevo rimanere umile, però apprezzo molto questo tuo complimento cugino, grazie mille. Allora, ragazzi, andiamo sulla testata giornalistica che più di tutte in questi anni ci ha regalato gioie, ovvero Napoli Today. Sapete che quella di prima era da Taranto Today, Milano Today. Napoli Today. Da dove arrivi tu? Smerdato sul Seveso Today, Pessago con Bornago. Esatto, in realtà è Pessano con Bornago. Pessago con Bornago Today. Tradotto smerdate sul Seveso Today. Ma sì, quei paesi lì tipo scagazzate sul Ticino. Scagazzate sul Ticino. No, vabbè, quello non so voi, però il mio sogno nel cassetto è un giorno di trasferirmi nel paese di Tre Palle. Secondo me è la miglior città del paese. Fartene implementare una in più per essere coerente. Se no gli danno la cittadinanza, non gli spostano la residenza. Bellissimo. Napoli Today, ma la notizia non arriva da Napoli, bensì da una città in provincia di Napoli che si chiama San Sebastiano al Vesuvio. Ma allora anche loro hanno anche loro una loro smerdata sul Seveso. Incredibile. San Sebastiano al Vesuvio. Napoli Today, inseguiti dai carabinieri, scavalcano un cancello, ma è quello della caserma, in manette. Applausi ragazzi. C'è una botta di culo così non si La fuga finita male di una coppia di ladri d'auto a San Sebastiano al Vesuvio. Fantastico. Incommentabile. Incommentabile nella ridicolo. Vabbè, avete capito. Nel Ricoletta stavi dicendo. No. Vabbè. Scusate, sono un po' in down. Scusate. Come Ruffini. Due giovani ieri pomeriggio hanno rubato una 500X parcheggiata in strada nel comune di San Sebastiano al Vesuvio. Sul loro cammino c'è l'alta di una pattuglia dei carabinieri. Qui si potrebbero fare tante battute su Rami, ma ovviamente siamo delle persone buone di cuore, non le faremo. Sul loro cammino c'è l'alta di una pattuglia dei carabinieri. I due fuggono ma vengono tallonati fino in una strada senza uscita dove abbandonano l'auto e scappano a piedi. Scavalcano una recinzione ma si consegnano letteralmente nelle mani dei carabinieri. Il cancello scavalcato è infatti quello della stazione dei carabinieri forestali di San Sebastiano al Vesuvio. Ovviamente non c'era nessuno lì presente perché erano tutti al bar a prendersi il caffè, ma comunque c'erano le telecamere che li hanno beccati e sono rimasti chiusi dentro. Poi tutti e 150.000 i forestali di quel comune da 10 anime. Il cancello scavalcato è infatti quello della stazione dei carabinieri forestali di San Sebastiano al Vesuvio, in quel momento proprio nel cortile. Allora, adesso fatemi cercare su Google quanti abitanti ha San Sebastiano al Vesuvio e voglio sapere quanti carabinieri forestali lavorano per il comune di San Sebastiano al Vesuvio. Voi intanto dite qualcosa per commentare. Cugino, che devi dire? Cioè, se vai a finire proprio nella tana del nemico e ti consegni tu stesso, che dire? Te lo meriti. 8.577 abitanti, quindi meno di 10.000. Si pronosticano 15.000 forestali nella compagnia di carabinieri. Però 200 carabinieri forestali. Ecco, vediamo in quanti hanno arrestato i nostri... no, numero di telefono. No, Cugino, qui mi sa che non lo scopriremo mai, però... Non un numero, unità si dice così nel gergo. Ma fa pure il tecnicismo. Non ce lo vogliono dire. Probabilmente però diciamo che metà del paese era al bar mentre aspettava di rientrare in servizio. Che poi AWS dice che siamo razzisti, che diciamo cose per la secessione. Ma scusami, cugino, no, sia mai. Cugino, noi essendo di discendenza mista, sì. Come gli afroamericani hanno il Niga Pass, esatto, noi abbiamo il T-Pass, quindi noi possiamo essere razzisti contro i meridionali. Questo è da portare avanti. C'è consentito in quanto noi abbiamo esatto, quindi noi possiamo fare razzisti contro i meridionali senza problemi. Ovviamente nessuno qua fa i razzisti, ovviamente si sta scherzando, queste sono hilarità. Speriamo che gli assolutamente non permalosi abitanti di San Sebastiano al Vesuvio non se la prendano con noi, non ci facciano un esposto, non ci facciano un esposto alla questura, che tanto si farebbero da soli perché lavorano tutti lì. Mamma mia, oggi siamo on fire proprio.
Oggi siamo Cugino, terribili. la prossima notizia, la prima serve notizia una notizia della con un settimana transmo, prossima per sarà ultima puntata dei Barbari Eleganti. Chiudiamo per l'esposto dei cittadini di San Sebastiano. Sul Vesuvio. Mamma mia, cugino. Direi Trump. Trump, dai, Trump. Allora, Con che faccia, cazzo? Trump e la reazione sguaiata al report degli 007. Mojtaba Khamenei probabilmente è gay. Il New York Post descrive il meeting della scorsa settimana con le informazioni consegnate a Trump. Il presidente è scoppiato a ridere. Ma voi ve lo immaginate Trump nella Casa Bianca che sta analizzando le informazioni che gli arrivano dai suoi 007 riguardo alla situazione in Iran e gli dicono Oppure notizia. Khamenei presidente, Khamenei è gay. E lui cade, a me lo No! No, fermi, la reazione può essere stata solamente questa. Ah, gay! Fantastico, fantastico. Allora, fatemi alzare Io sono la... curioso di sapere anche chi fosse l'agente, lo 007, no? che ha scoperto che ha questa cosa scoperto e come l'ha scoperta. Beh, attenzione. Sarà entrato nella cronologia delle cose in incognito. Attenzione perché Arabetti che si incula. No. Questa la tagliamo. attenzione perché comunque c'è pure una notizia che ha dato l'ex diciamo presidente dell'Iran, primo ministro, presidente dell'Iran, dal nome impronunciabile Ahmadinejad o come si pronuncia, Stai che facendo razzismo anche qua. esatto. Razzismo, esatto. Io faccio razzismo solo contro gli uomini iraniani, contro le donne assolutamente no. Siamo ebrei. E che aveva rivelato che il capo dei servizi segreti dell'Iran era in realtà un agente del Mossad. Può essere. Guarda, sarebbe Può essere, come non la mi storia dei stupirebbe. cercapersone. Fantastico, fantastico. Ma gli israeliani sono i numeri uno su queste cose, sono ingiocabili. Mi sono spoilerato. Secondo il post, un funzionario di alto livello non ha smesso di ridere. La leggo con calma. Presidente, probabilmente Mojtaba Khamenei è gay. Donald Trump nei briefing quotidiani alla Casa Bianca sulla guerra contro l'Iran ha ricevuto questa comunicazione dall'intelligence degli Stati Uniti. L'orientamento sessuale della 56enne nuova guida suprema di Teheran, ferita nei primi raid di Israele e USA e nominata dopo l'uccisione del padre Ali Khamenei, è stato oggetto di una riunione la scorsa settimana, secondo la ricostruzione proposta dal New York Post. Il quotidiano americano, sulla base delle informazioni fornite da due fonti di intelligence e da una persona vicina alla Casa Bianca, ha reagito in maniera plateale. Prima è rimasto sorpreso il presidente, poi è esploso in una fragorosa risata. Il presidente non è stato l'unico ad accogliere così l'informazione. Secondo il Post, un funzionario di alto livello non ha smesso di ridere per giorni. Le informazioni sono giudicate credibili dalle agenzie di intelligence, afferma il Post, che non attribuiscono la diffusione dei rumors ad una presunta volontà di delegittimare il nuovo leader spirituale della Repubblica Islamica. Ma figurati. La cosa divertente è che tutti i complottisti si immaginano le riunioni alla Casa Bianca straserie, Capito, tutti quanti che pensano concentratissimi a dove gli obiettivi militari, con lui che riceve le telefonate dai Rothschild, dai Rockefeller, che secondo loro comandano il mondo. Mi sono immaginato, cioè, entra il capo della CIA, guarda Trump straseria e gli fa signor presidente. Signor Presidente, devo dirle una cosa. C'è una situazione veramente tragica, l'Iran è fregato. Cosa succede? Che succede? Quindi abbiamo vinto? No, presidente, Khamenei è gay. No! Minchia giresti, in effetti, No! gli dici wow, No! non me l'aspettavo. Però dai, come fai a dire che non è per screditarlo? Cioè, bel tipo non è tipo il gran capo della religione. Capito? Cioè, come... vabbè, ma una cosa non esclude l'altra. Cioè, adesso non vorrei dire ingiuria, però cioè, come dire che il Papa è... No, il Papa assolutamente no. Cioè, Ma non puoi paragonare la guida suprema di questi smidollati che pensano che se si fanno saltare in aria però... beccano le 36 vergini nell'aldilà, paragonare al Santo Padre. Dai, su, dai. Cioè, una è una religione seria, l'altra è la barzelletta della storia. No, dice un gruppo di beduini che ma corrono attorno al fuoco. dai, allora, che la si pensi, pensatela come volete nei confronti della Chiesa Cattolica,
parliamo oggettivamente, dai. Come si fa a paragonare la Chiesa Cattolica Apostolica Romana a un gruppo di beduini che pensano che se si fanno esplodere beccano le vergini in paradiso? Ma dai, ma andate a cagare. No, le religioni, come ha avuto i coglioni di dire il Santo Padre Benedetto XVI quando gli hanno chiesto: ma Santo Padre, ma le religioni sono tutte uguali? Lui come ha risposto il Santo Padre Francesco quando gli hanno chiesto se una donna potrà mai diventare prete? Con un secco. No. Che ridere. Allora, cugino, innanzitutto fammi dire che sono assolutamente d'accordo, perché loro i vergini se li prendono direttamente in vita, non aspettano la morte, e poi se qualcuno prova a raccontarle queste cose le nascondono proprio per bene sotto il tappeto, quindi il tappeto persiano. Il tappeto persiano. E poi fatemi dire quanto sia incredibile il fatto che ormai questa presidenza Trump sia diventata una puntata di Griffin, perché veramente questo qui è quello che mi aspetto. D'accordo, cazzo, proprio Peter, tipo, però io adoro i Griffin, quindi va bene. Allora, in televisione sì. No, ma alla guida degli Stati Uniti forse no, fratello. Beh, dai, diciamo che anche Trump è apparso in qualche puntata di Griffin, quindi è vero, anche di South Park, ma quello no, lì è un po' too much South Park. Beh, no, però lì Charlie Kirk l'aveva apprezzato invece, la sua ospitata in South Park. Infatti. Charlie Kirk. Vabbè, ascoltiamo questa. Tu probabilmente sei la prima persona su una radio italiana che si mette a cantare We Are Charlie Kirk, te ne rendi conto? Ma tutti sanno cosa sto cantando, in realtà siamo tutti lobotomizzati allo stesso modo, quindi. No, io in realtà ormai ci ho scoperto la vera utilità dell'intelligenza artificiale, perché c'è chi temeva che l'intelligenza artificiale si sarebbe rivoltata contro l'umanità e l'avrebbe conquistata. In realtà i risultati dell'intelligenza artificiale al 2026 sono i video meme con dentro in modalità Avengers Charlie Kirk, Netanyahu, Puff Daddy. Vabbè, ma è un utilizzo eccezionale della 1985, nel 2026 le auto voleranno. 2026, 2 punti. We are Charlie Kirk. Clamoroso, un'evoluzione eccezionale. La specie umana. Homo sapiens, sapiens, sapiens. Sapiens, sapiens, sapiens. Ma l'hanno aggiunti un po' così, diciamo anche questa sembra una notizia da intelligenza artificiale, però a quanto pare è la realtà. Cioè Donald Trump sempre più in versione Griffin, oppure non lo so. Vabbè, ma fa bene, scusa, dai, ti vengono a dire che la guida suprema degli Ayatollah lo prende e non ti scoppia a ridere, dai. Ma magari stava ridendo perché così poteva trovare un punto di unione e trovarsi con il nuovo Ayatollah. Torni sempre lì. Beh, in effetti guarda che ci sta, magari scappa l'invitino sull'isola, fanno la pace. L'unica cosa che non dà forza a questa teoria è il fatto che le cose successe nelle isole di Epstein sono la normalità nel mondo musulmano, quindi non serve nasconderle. Vero. Però io tornerei sempre sul tema religioso, resterei sul tema religioso. Allora, siamo andati a Taranto, poi siamo andati a San Sebastiano sul cazzone del Vesuvio, quello lì. Andiamo a Rho. Giochiamo in casa. Beh, allora, quella è un'altra provincia in realtà, però, non è la Martesana quella. Ti tengo a precisare, non è la Martesana. Facciamo i campanilisti. No, c'è Milano e Milano. Questa è un'altra Milano. L'altra metà. La Gran Malano. Ecco. Allora, convince la zia che in casa c'è il diavolo con croci sulle pareti e incendi per ottenere la sua eredità. Arrestato. Un 51enne ha convinto la zia, residente a Rho, che la sua casa era infestata dal diavolo. In questo modo l'avrebbe indotta a lasciargli l'appartamento in eredità. God damn. Cioè, ma questa è una cosa da Stati Uniti, però posso dire. Ma perché da Stati Uniti? No, questa è una cosa da Stati Uniti. Ma perché da Stati Uniti? Dai, mica c'è il pretazzo di turno che si fa dare 1.000 euro per invocare il perdono. C'è quello della setta Y che dice che c'è il diavolo in casa. Gli Stati Uniti purtroppo vanno molto le sette. E invece a quanto pare anche in Italia la follia è arrivata a certi livelli. Vabbè, siamo due paesi ingiocabili da due punti di vista differenti. Ma anche noi ce la giochiamo tanto, forse. Posso dire però 10 per la creatività?
Vero. Cioè, questo qui è un uomo veramente Vero. che Non ha un cazzo da fare. che però se fa una cosa ce la fa a cazzo come si La deve, fa cioè bene. non è lì a fare le cose così fatte un po' alla Carlona. No, è uno che dà tutto se stesso, Alla fa la- Carletto, occhiolino. ci ha messo proprio tutto se stesso, è bravo e insomma l'abbiamo detto più volte in questa sede che In questa in questa assise che Ma dai, io ero appunto alla corte fa d'assise. scuola, le sentenze che arrivano da questa sede, da questa assise sono ufficiali. Chi lo merita di essere inculato deve essere inculato. Ha sempre avuto Questo ragione ovviamente lei. Non è un pensiero nostro, è un pensiero di Vanna Marchi. Stiamo solo citando, questa è una Grandissima citazione. donna. Grande Grande donna. Aveva ragione su tutto. Come Trump, sai, Trump was right about everything, il suo cappellino. Dovremmo proporre a Vanna Marchi, Vanna was right about everything. Esatto. Per mesi avrebbe tormentato la zia facendole credere che la casa fosse infestata dal diavolo, Satana in persona. A parte che Satana non è una persona, ma vabbè, fa niente. Perdoniamo chi ha scritto questo un angelo caduto. Esatto. Wow, ragazzi, wow. L'86enne, che vive da sola a Rho, nella città metropolitana di Milano, dopo la morte del marito raccontava alle amiche di vestiti che prendevano fuoco, delle medicine che sparivano e riapparivano, delle pareti e della tomba del coniuge defunto che si riempivano di croci nere. Spesso, quasi sempre, accanto a lei, quando si verificavano questi fenomeni paranormali, c'era il nipote, un 51enne che l'aveva anche convinta a dormire sul divano vicino alla porta d'ingresso, così che si sarebbe potuta salvare da un incendio improvviso come quello che aveva colpito il suo materasso qualche notte prima. Come accertato dalle indagini della polizia locale e dai carabinieri, tutti quegli episodi sarebbero attribuibili proprio al nipote dell'anziana 51enne. L'anziana 51enne, il nipote. Ora i domiciliari con braccialetto elettronico avrebbe architettato tutto per indurre la zia a lasciargli la casa in eredità. Non Certo che si è impegnato, Cazzo, 86enne, però potevi aspettare un aspetta attimo. un paio d'anni, zio, ma che bisogno Ma magari non era lui il coniuge più, cioè il dici parente che più vicino. gliel'avrebbe fatta qualcuno. Sì. Mm. Sì. Mm. Sì. Beh, comunque crazy, posso dire. Nel dubbio. Nel dubbio crazy. Cioè, appunto, come ripeto da Stati Uniti. Ma se tu avessi una zia, magari non no, però metti con una casa in centro a Milano, che magari vale tipo 800.000, un trilocale in centro a Milano da 800.000 euro. Un box in centro a Milano. Vabbè, un trilocale, vabbè, sì, di un palazzo, sì, di un palazzone vecchio al piano terra. No, guarda che li trovi anche da 8. Sì, li trovi. Li sto cercando, perché ovviamente io, dall'alto delle mie grandi disponibilità li sto cercando. Vabbè, ti posso vai. assicurare che esistono. Non molto facili, ma esistono. Mhm. E se avessi una zia con un trilocale da quasi 1 milione di euro, dai, dici, la faccio spaventare per un paio di mesi, poi mi becco il trilocale. Minchia, Bomber, Mi dici? becco i soldi. Dai, Così su. tanto? Dai, su. Ma Io non lo so. voglio bene alla zia, però. Ma non lo so se vale la pena. Sai cosa? Io lo chiederei a chi chiama. Allora, dovremmo avere una chiamata. Veloce, per favore, che siamo in chiusura. Mancano giusto un paio di minuti. Buonasera. Sì, buonasera. Giusto per rimanere in tema. Invece di tirare le uova di piccione dalla finestra, tirava le uova di Pasqua, visto che siamo in tema, faceva prima. Ma costano le uova di esatto. Pasqua. Toninelli ha fatto un video dove si lamenta che costano 16 euro le uova di Pasqua e la Meloni non fa nulla. È per questo che non poteva. Ma quello non Colpa era- della non era un Meloni. ministro, tipo. Sì, ministro dei 5 Stelle. Madonna. Quello che ha ricostruito il ponte Morandi e ci voleva fare il parco giochi sotto. Sotto? Sopra sarebbe un po' Minchia, difficile. cazzati ammaziati proprio. Vabbè, comunque ringraziamo il signore. Grazie mille, esatto. Stavamo dicendo invece noi farlo o non farlo, sincero, zio. Dai, no, io non se credo. avessi una Non zia- credo, 800.000 euro non credo, cioè mi dici c'hai una casa, vista Duomo, madonna, zio, le sparo Ma chi la vuole la casa in vista d'uomo? La casa vista Maranza spacciatori, Vabbè, ma un che asset, non puoi è che uscire ci la devi sera. vivere in sta casa, dico come asset. Ah, sti dici, cazzi. Cioè, per generare una rendita passiva, come direbbero i fufaguru di Dubai. ma anche attiva, mica ti vendi la casetta in Duomo, bro, un locale piccolino, 50 metri quadri, 45 calpestabili, secondo me un 2 milioni c'è di cavi fuori. Vabbè, adesso questo mi sembra un po' esagerato, però capisco. Cugino, dai, tu non lo faresti, dai, ti conosco, lo faresti. Ma no, raga, Cugino, ma neanche Cugino, mondo, cioè, Allora, io lo farei. siamo no, nel- io non metto, io lo farei. Se ci avessi una zia con una casa da 1 milione di euro, lo farei 2 mesi così e poi mi piglierei la andresti casa. sulla tomba, E che cazzo? tomba di tuo zio fare delle croci Ma che cazzo me ne frega, ma dai! Effettivamente, Ma fai campo di tanto è rendita tutta la morto, vita, ma che quindi- cazzo me ne frega?
Zio, ti ringrazio, poi prima di andare a dormire tutte le sere faccio una preghierina, intanto sto con le palle all'aria in Abruzzo 365 giorni l'anno. Aspetta, con 1 milione in Abruzzo in effetti ci campi 6-7 vite. Dai. No, hai ragione. Beh, Dai, io lo cugino, farei. effettivamente, cioè, il gioco ne vale assolutamente la candela, soprattutto in determinate condizioni, appunto, come la prospettiva milanese. Cioè, ad esempio, a Milano. Non solo a Milano, comunque i prezzi si sono alzati, cioè, tipo anche a Rho, comunque non è che è messa meglio di Milano. A Pessano con Sì, Bornego 400.000 euro una casa da 100 metri quadri. Per vivere a sberdate sul serio, cioè, capisci? Dai, ma non fatemi ridere. Dice allora che dice tanto, però poi alla zia lì a Pessano gliela frega la casa. Ce l'hai una zia con una casa a Pessano con Bornago? No, assolutamente. Vabbè, un altro parente. Ma No. ce l'avrai, non lo so, Ho parenti, ma non a Pessano con Bornago. Cioè tu sei l'unico della tua famiglia che abita a Pessano con Bornago. padre mia Ci madre. sarà un motivo però. Ma che Cioè se nessuno ci abita in sto posto e le case costano mezzo milione, fatti due tu domande. fai quella cosa un po' da terroni che tipo tu abiti qua, tua zia abita a fianco a te, tuo nonno di fronte, tua cugina sotto, tuo fratello sopra. Non capito? No, allora a quei livelli no, anche perché purtroppo non ho tutti sti parenti, altrimenti sarei stato eletto alle elezioni comunali. No. E invece no. E invece ho 10 parenti in un posto, 10 in un altro e nessuno che mi può votare, capisci? Questo è il problema delle elezioni comunali. Non parlava Bene, il problema delle elezioni comunali. No, perché comunque ti rimangono qui certe cose. Io ti posso dire che invece avendo parenti che abitano lui invece è la situazione che descrivevi tu. Ma che descrivi? Miei vivono uno a Bovisio Masciago, l'altro che abita Bovisio Masciago, provincia di Sì, ha Montebrianza. parlato Pessago sul Vabbè, Bornago. ma Bovisio Massago che cazzo Masciago? Mascia che cazzo sei? Un massoterapista. Ma tu abiti a Pessano sul Bornago. No, devi dire il nome corretto, cugino. Smerdate sul serio tu. Signori, è tardissimo, dobbiamo salutare. Avevi un pensiero da finire? Ma no, cugino, cioè, a parte dire che l'avrei fatto sicuramente, magari avrei cercato o viva avrei l'onestà fatto l'alternativa, intellettuale. non so. Trovato una donna sempre di 86 anni da sposare. Ecco. E con questa ringrazio la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma. Grazie Carretto per essere passato a trovarci. Grazie Ti prego, a voi. torna tutte le settimane perché abbiamo bisogno di te. Va bene, dai, Va bene, ci stai? Ci sto. Stai. Va bene. Ora sarà messo lui nello stanzino, sappiatelo. Com'è stato fare lo scrotatore? Lo scrotatore, ma vuoi la verità? Vuoi la vera verità? Non ho fatto un cazzo. Esatto. No. No, ma proprio in principio. Non ho fatto lo scrutatore. Allora. Sono rimasto a Perché casa non ti sei comunque. presentato? No, l'ho battata di brutto perché avevano messo un esame, tra l'altro uno scemo, vabbè. Ma almeno ti hanno pagato? A fare l'esame. No, per fare lo scrutatore. 100 euro di merda. E non ti sei presentato! Questi sono gli sprechi della pubblica amministrazione, federalismo, Padania Libera. Signori, e con questa vi salutiamo. A settimana prossima e come sempre, amici, viva i piedi! Viva i piedi! In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.